Lutto nel mondo del calcio, è morto a 59 anni l'ex attaccante della nazionale italiana, il palermitano Totò Schillaci, per un tumore al colon. Riaperti altri 8 chilometri della strada statale Agrigento-Palermo, entro fine anno è annunciata la sua totale viabilità, verranno eliminati tutti i cantieri. Arrestati 2 soggetti che cercavano di introdurre telefoni cellulari e sostanze stupefacenti con 2 droni all'interno del carcere di Caltanissetta. Verrà restaurata la cappella gentilizia Purtolano Pirandello ad Agrigento, giovedì la posa in opera. Padre Benjamin e Pastor salutano la chiesa agrigentina dopo 10 anni di permanenza e di formazione all'interno del seminario. Rientrano in Tanzania. Prosegue a Ribera il riassetto della macchina operativa per la pulizia della città. Ancora 3 medaglie d'oro per l'atleta agrigentina Giusy Parolino. Buongiorno e benvenuti col nuovo appuntamento del nostro telegiornale TV Notizie. Oggi 18 settembre, mercoledì, lutto nel mondo del calcio, è morto a 59 anni Totò Schillaci, ex attaccante della Juventus e della Nazionale. Schillaci era ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo dalla serata del 7 settembre per un tumore al colon e già ieri le sue condizioni erano peggiorate. Vediamo un servizio del collega Eugenio Cairone con un'intervista realizzata ad Agrigento nel 2016 in occasione della presentazione del libro da lui scritto Il servizio. Totò Schillaci, la tua scomparsa rattrista perché va via con il campione un uomo semplice ma straordinario. Ti ricordiamo quando ad Agrigento sei arrivato per presentare il tuo libro Il gol è tutto, in cui scrivi tra l'altro: io sono di Palermo ma non sono un malavitoso, perché tu eri, caro Totò, e sei rimasto semplicemente quell'uomo che oggi l'Italia sportiva, tutta l'Italia, piange. Orgoglioso di essere palermitano, lo eri, e noi tutti siamo orgogliosi di averti conosciuto. Sulla copertina del libro si legge ancora: la vita è istinto, il calcio ossessione, l'azzurro un sogno. Ciao Totò. Totò Schillaci, averti davanti e parlarti è ancora un'emozione nel ricordo delle notti magiche, e già nel titolo del libro si parla della tua storia calcistica, perché proprio con un gol hai scatenato l'Italia. Non soltanto calcistica, ma parla anche della mia vita privata. Un ragazzo che cresce in un quartiere che ha questa grande passione del calcio, che insegue da piccolo. Nonostante le difficoltà che incontra vivendo in un quartiere povero, superando tanti ostacoli, riesce a ottenere quel sogno che ha da piccolo, quindi non soltanto da calcio, ma parla di tante cose. Parla anche del sogno azzurro che tu hai vissuto alla grande. Ho vissuto da piccolo sperando che un giorno di vedere una partita, e invece mi ritrovo in campo dopo 8 anni. Quindi è un libro che racconta certi episodi veramente che si coincidono nella vita, quindi inaspettata, perché io da piccolo volevo fare il calciatore, ma non arrivare a certi traguardi. Un messaggio ai giovani. Messaggio ai giovani do sempre, il libro ne parla molto perché è un libro molto costruttivo, soprattutto per i ragazzi, parla dei sacrifici, parla dell'umiltà, perché l'umiltà è quella che ti fa andare avanti, che nel calcio bisogna crederci, lavorare, rispettare delle regole, perché ci sono delle regole nel calcio. Ringrazio naturalmente Unipol SAI di Vincenzo Ucillari, la carrozzeria Turone, che ha partecipato a questo evento importante. È una parentesi locale, hai avuto modo di vedere l'Akragas in campo? No, l'ho vista l'anno scorso una partita che lottava per retrocedere. Io mi ricordo l'Akragas ai tempi del Messina,
ci ho giocato contro ed era sempre una squadra ostile e difficile da battere, ai tempi di Catalano, poi Catalano è venuto a Messina. Io credo che Agrigento sia una grande piazza, bisogna che torni l'entusiasmo e che ci siano buoni investitori che possano far ritornare la Cacassi dove insomma tutti i tifosi sognano. Vediamo ora la cronaca relativamente alla morte di Totò Schillaci con un servizio che ci arriva direttamente dalla redazione di Palermo. L'ultima partita, quella più difficile, lo ha visto uscire sconfitto dalla malattia che Totò Schillaci aveva scoperto appena qualche anno fa. Il 18 settembre è una giornata di lacrime e grande tristezza per tutti gli appassionati di calcio e non solo, con l'annuncio della scomparsa dell'eroe palermitano di Italia 90. Era ricoverato dall'inizio di settembre nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo. Nelle ultime 24 ore le sue condizioni si erano aggravate. Per lui era stato necessario il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie. Ex giocatore di Messina, Juventus e Inter, Totò Schillaci aveva rivelato durante la sua partecipazione al programma Pechino Express di essere in cura per un tumore al colon. Da quando è stato ricoverato i messaggi di affetto e sostegno da parte di migliaia di tifosi ed ex compagni di squadra non si sono fatti attendere, dimostrando l'enorme affetto che circondava l'indimenticabile campione palermitano. Il Totò nazionale avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 1° dicembre. È lutto per tutto il mondo del calcio, non solo a livello nazionale. Schillaci è stato una vera e propria icona, un simbolo dello sport più amato nel nostro paese. Spiccò il volo nel Messina di Zeman con 23 gol in una stagione in Serie B per poi arrivare alla Juventus e all'Inter con quella che è stata la meravigliosa parentesi dell'estate del 90 e di quel mondiale con cui aveva infiammato l'Italia intera, trascinando gli azzurri ad un passo dalla vittoria. Schillaci era stato operato 2 volte, aveva già vinto tante battaglie sul campo e fuori, questa volta non c'è riuscito. L'ultimo rigore, quello più importante, non è andato a segno, ma per sempre, e questo è certo, sarà il ricordo della sua favola, della sua storia di riscatto sociale, delle sue imprese sul campo a far brillare gli occhi a tutti. Morte di Totò Schillaci, il presidente della regione Schifani afferma addio a un'icona del calcio italiano nel mondo, alla famiglia e al cordoglio dei siciliani. Con questo messaggio il presidente della regione afferma come Totò Schillaci se ne va un campione che è diventato l'icona del calcio italiano nel mondo. I suoi occhi sgranati per una decisione arbitrale non condivisa sono l'immagine del simbolo dei mondiali del 1990, dei quali fu assoluto protagonista grazie ai suoi gol che regalarono agli italiani le notte magiche rimaste nella memoria di tutti. Nell'onorare il ricordo di questo grande uomo di sport, continua il presidente della regione Schifani, rivolgo ai suoi familiari il messaggio di vicinanza e cordoglio mio e personale a nome di tutti i siciliani. Anche il Comitato regionale Sicilia della Federazione Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti esprime grande dolore per la prematura scomparsa dell'ex bomber d'Italia 90, Totò Schillaci. Nell'apprendere con profondo dispiacere della perdita di Schillaci, il presidente Sandro Morgana, anche a nome del presidente onorario Santino Lopresti e di tutto il Consiglio regionale e tutto il movimento calcistico siciliano che rappresenta, esprime i sensi del profondo cordoglio ai familiari del giocatore. Sulla morte di Schillaci interviene anche l'onorevole Rosolina Marchetta, parlamentare regionale dell'UDC, affermando il grande Totò Schillaci ci ha lasciato protagonisti delle notte magiche Italia 90, un vero campione del calcio, orgoglio di tutti noi, un grande altruista siciliano. Buone notizie finalmente ci arrivano per la strada statale Agrigento-Palermo, sono stati riaperti 8 km della strada statale 121. Il servizio. Buone notizie arrivano finalmente per la strada statale Agrigento-Palermo, riaperti 8 km della statale 121. È un tratto strategico, i lavori addirittura di arrivo previsti entro il 2024. Con l'apertura di oggi di questo tratto di 8 km sul territorio di Vicari della statale 121
Ci si avvia verso la totale fruibilità della Palermo-Agrigento, che sarà totalmente accessibile entro l'anno. Si concretizza così un impegno preso dal governo Schifani e dall'ANAS al momento dell'insediamento. L'intervento compiuto è un'opera strategica che rientra nell'ambito dei lavori per l'ammodernamento di questa strada, in particolare del tratto Palermo-Leccara-Fritti a doppia carreggiata. Questo quanto affermato dall'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, che ha partecipato a un sopralluogo tecnico del tratto di carreggiata lungo la strada statale 121 in direzione di Palermo dal bivio Manganario al bivio Vicari con i vertici della stessa ANAS. Rendere fruibile l'accesso ai collegamenti nel cuore della Sicilia verso Agrigento entro la fine di quest'anno rappresenta un obiettivo chiaro per il governo regionale, continua l'assessore Aricò. Dal 2021 è iniziata una ripresa dell'attività di cantiere che ha consentito il completamento e l'apertura al transito di nuovi parti di tracciato stradale, ammodernato e l'alleviamento del traffico. È una risposta ai siciliani che attendono questa strada di collegamento da oltre 10 anni, ma anche un obiettivo fondamentale in prossimità dell'avvio dell'anno 2025 di Agrigento, capitale italiana della cultura, degli appuntamenti a seguire come il Giubileo 2025 che porteranno in tutto il territorio agrigentino migliaia di turisti e pellegrini. L'importo complessivo dell'investimento, ha comunicato l'ANAS, per ammodernare i 34 km di statale è stato di 375 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Caltanissetta e Catania hanno arrestato 2 soggetti che cercavano di introdurre telefoni cellulari e sostanze stupefacenti all'interno del carcere di Caltanissetta con un drone. Il servizio. Nell'ambito del dispositivo dei controlli economici predisposti per il contrasto ai traffici illeciti sull'asse viario Catania-Caltanissetta, i finanzieri del GICO di Caltanissetta e di Catania nei giorni scorsi hanno individuato e successivamente arrestato 2 soggetti di nazionalità italiana che nei pressi della casa circondariale di Caltanissetta intendevano utilizzare un drone per recapitare all'interno del carcere un involucro contenente sostanze stupefacenti e diversi telefoni cellulari. L'analisi del rischio operata dalle Fiamme Gialle di Catania e Caltanissetta evidenziava incongruenze nelle modalità di trasferimento seguite dai 2 soggetti per arrivare fino a Caltanissetta. Il successivo controllo effettuato nelle vicinanze dell'istituto penitenziario consentiva di rinvenire uno zaino appositamente confezionato per essere trasportato da un drone contenente ben 10 telefoni cellulari di piccolissime dimensioni, cosiddetti microcellulari, 2 smartphone, 12 schede SIM e gli accessori necessari per la ricarica. Inoltre all'interno c'erano 100 grammi di marijuana, 150 grammi di hashish, sequestrati 4 smartphone nella disponibilità delle 2 persone arrestate. Le attività di perquisizione ulteriore nella macchina detenuta da uno dei 2 arrestati consentivano di rinvenire all'interno della stessa una valigetta contenente un drone professionale, 5.000 euro in contanti occultati sotto lo sterzo della macchina, e dai successivi approfondimenti effettuati risultavano costituire il compenso per il pilota del drone da impiegare nell'attività di introduzione dello zaino nell'area antistante il carcere. L'attività di analisi e la decisa azione svolta dalle unità del GICO di Caltanissetta e di Catania ha consentito di impedire la realizzazione di un'attività illecita di particolare gravità che avrebbe potuto arrecare un grave rischio alla stessa struttura penitenziaria e permettere di perseguire attività illecite da parte di chi era all'interno della struttura. Il giudice per le indagini preliminari, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso il fatto, ha convalidato l'arresto di entrambi i soggetti, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere per uno e la detenzione domiciliare con presidio elettronico all'altro, fatta salva la presunzione di innocenza. Restaurata la cappella gentilizia Portolano Pirandello ad Agrigento, giovedì prossimo la posa in opera, ce ne parla la collega Margherita Trupiano.
Giovedì prossimo, 19 settembre, presso la gentilizia della famiglia Portolano al cimitero di Bonamorone, verrà collocata una porta restaurata nel monumento che intreccia ad Agrigento la storia delle famiglie Portolano e Pirandello. L'iniziativa, sollecitata da alcuni cittadini, prende corpo quando Don Mario Portolano, anziano discendente della famiglia, viene da Milano per riaprire la cappella e dare avvio ad un intervento di pulizia con l'aiuto di cittadini volontari dopo circa 50 anni di abbandono e degrado. Giovedì prossimo dunque verrà ricollocata all'ingresso della cappella una porta in stile Liberty dopo il restauro che ha comportato la posizione di vetri come in origine. L'intervento consentirà di preservare il decoro della tomba dopo la pulizia effettuata, impedendo l'intrusione di animali. L'iniziativa vuole significare l'interesse delle associazioni culturali che si fanno voce dei cittadini per promuovere la cura del patrimonio culturale e dei manufatti che ne sono espressione, i quali appartengono sì ai proprietari ma anche alla cittadinanza come testimonianze della storia e della città. L'iniziativa è curata dall'Associazione di Promozione Sociale Villa Rosalia a Bonamorone con il patrocinio dell'Associazione Culturale Conoscere Agrigento del dottore Nocera. Arriva anche ad Agrigento Piano City, il festival musicale nato da un'idea di Andreas Kern che mira a far conoscere la cultura del pianoforte in modo gratuito e diffuso in tutto il mondo. L'appuntamento è per venerdì 20 settembre 2024. Festeggeremo, afferma il sindaco Miccichè, la nomina di Agrigento capitale della cultura con un concerto di preludio a Piano City Agrigento. L'artista protagonista del preludio di Piano City sarà il musicista e compositore David Bosta di Leo, che ci condurrà in una passeggiata tra il pianoforte e l'elettronica, in cui le melodie si perdono e si ritrovano emergendo da paesaggi del suono. L'appuntamento quindi è venerdì 20 settembre alle ore 21 in piazza Don Minzoni ai piedi della cattedrale. Il concerto è gratuito ed è promosso dal Comune di Agrigento e dall'assessorato regionale ai beni culturali. Padre Benjamin e Pastor salutano la Chiesa agrigentina dopo 10 anni di permanenza e di formazione all'interno del seminario di Agrigento. Ritornano adesso alla loro diocesi di origine. Sentiamo l'intervista realizzata da Don Carmelo Petrone per l'Amico del Popolo. Mi trovo con padre Benjamin e padre Pastor. È stato annunciato l'altro giorno dal nostro arcivescovo, anche voi avete fatto un messaggio di ringraziamento dicendo ecco, che finisce la vostra esperienza pastorale nell'arcidiocesi di Agrigento, un'esperienza durata 10 anni oltre gli anni di formazione. Al termine di questo percorso, che cosa vi sentite di dire? Una parola che sentiamo di dire è di dire grazie, una parola di gratitudine per il Signore che ci ha permesso tutto questo progetto, anche attraverso il Vescovo, Sua Eccellenza Monsignore Alessandro Damiano, che ci ha accolti, ci ha mandati nei servizi a collaborare con i presbiteri di questa diocesi, nelle esperienze che abbiamo fatto in questi giorni nelle parrocchie. Abbiamo ricevuto tanta ricchezza e ringraziamo veramente per questo bagaglio che la diocesi di Agrigento ci sta lasciando in questo momento. Sì, una parola solo grazie, grazie tanto per questi 10 anni. Ringraziamo prima il Vescovo che ci ha accolto, Monsignore Montenegro, Francesco Montenegro ci ha accolto e poi ringraziamo anche il lettore, che era Don Baldo, quando siamo arrivati nel 2014. Ringraziamo tutti i professori, non possiamo nominare i loro nomi,
però tutti i professori che sono presbiteri, anche quelli che sono laici, che ci hanno aiutato, che ci hanno formato in questi 3 anni di teologia in questo seminario. Ringraziamo tanto Monsignore Alessandro Damiano, che ha continuato a guidarci, a sostenerci in questi 3 anni, che è veramente per noi una grazia veramente. Ringraziamo anche il suo vicario generale, che con tanta delicatezza è stato sempre vicino a noi, sempre al nome dell'arcivescovo. Ringraziamo tutti i confratelli sacerdoti. In modo particolare io voglio ringraziare prima di tutto anche Don Salvo Centenario, che ci ha accolto nella sua parrocchia, quella di Aperuzzo, quando siamo arrivati per la prima volta, e poi quando ci ha accompagnato fino al diaconato, ci ha accompagnato, da 4 anni eravamo insieme con lui, siamo stati insieme con lui. Ringraziamo, dopo quando siamo diventati sacerdoti, ringraziamo i sacerdoti che erano i nostri parroci, Don Giuseppe Pace, che abbiamo fatto l'esperienza insieme, abbiamo condiviso la vita fraterna a Ciucafa, a Porto Empedocle per 1 anno, poi 4 mesi sono stato a Fontanelle con Andrea, Militello e Don Calmero, e poi dopo mi hanno mandato a Cattolica Eraclea, da lì ho partecipato, abbiamo veramente condiviso una fraternità con Don Salvatore Piazza quando era diacono, e poi Don Calogero Putrone, che abbiamo condiviso la fraternità sacerdotale nel servizio anche sacerdotale. Ringrazio anche Don Pippo Licata, che fino ad adesso siamo stati assieme, siamo assieme a Cattolica Eraclea. Grazie alla diocesi di Agrigento e arrivederci, grazie di cuore. Okay. Padre Pastor, perché per te c'è stata l'esperienza di Lampedusa, in particolare il centro di accoglienza di Lampedusa, con quale bagaglio ritorni in Africa dopo aver fatto questa esperienza? Sì, ringrazio il Signore sempre per questa esperienza forte e molto, molto profonda. L'esperienza di Lampedusa, come ho sottolineato all'inizio, ringrazio il Signor Alessandro per la fiducia che ha avuto di mandarmi in quella parrocchia. Veramente all'inizio anch'io, quando sentivo le storie sul traffico umano, sulle storie dell'immigrazione, non avevo una conoscenza così eloquente magari in questo campo. Però quando sono arrivato a Lampedusa ho capito che c'è tutta un'altra storia che io non conoscevo. Ci sono tantissime novità, forse tantissime altre cose non possiamo sapere anche ora. Però a dire in breve era un'esperienza molto profonda, molto importante e ricca di umanità. Di umanità, perché ho imparato il popolo di Lampedusa, i parrocchiani di Lampedusa sono veramente accoglienti. E sta proseguendo senza sosta da mesi il riassetto e la riorganizzazione della macchina operativa del comune di Ribera, che si occupa della pulizia della città in servizio. Sta proseguendo senza sosta da mesi il riassetto e la riorganizzazione della macchina operativa nel nostro comune, afferma il sindaco Matteo Ruvolo di Ribera, che si occupa della pulizia della città. Stiamo continuando a stravolgere la vecchia operatività con l'obiettivo di raggiungere il risultato voluto, ma è chiaro che, come ogni anno nuovo, richiede mesi di assestamento.
Il sindaco Ruvolo continua: sono numerosissime le strade che vengono pulite e spazzate ogni mese attraverso l'attività svolta da Rimbera Ambiente, che si occupa del ritiro dei rifiuti, della bonifica di alcune zone, quella del nostro ufficio manutenzione, che si occupa tra l'altro di scerbatura, potatura, quello dei PUC, ex percettori di reddito di cittadinanza, che dallo scorso mese di maggio sono impegnati in attività di pulizia, spazzamento delle strade. Questa settimana sul sito del Comune di Ribera pubblicheremo il calendario degli interventi che verranno effettuati durante la settimana. La calendarizzazione degli interventi non era mai stata fatta prima e siamo coscienti che, causa carenza ancora parziale di uomini e mezzi, a volte il calendario potrebbe subire delle variazioni. Questa comunicazione, continua il sindaco Matteo Ruvolo di Ribera, è un ulteriore segnale sotto questo aspetto che vogliamo dare alla nostra città. Il calendario prevede una serie di operazioni già pianificate per la pulizia delle strade, dei marciapiedi, degli spazi pubblici, con una cadenza quotidiana e regolare, dando maggiore attenzione alle zone che richiedono interventi più frequenti. Con questo nuovo calendario, continua il sindaco Ribera, gli interventi vogliamo rafforzare il nostro impegno verso la cura della città. La pulizia e il decoro urbano sono una priorità fondamentale per garantire ai cittadini un ambiente sano e vivibile, per promuovere l'immagine della nostra Ribera come un luogo accogliente e ordinato. Per raggiungere questo obiettivo, conclude il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, occorre l'aiuto di tutti. Invitiamo i cittadini a collaborare attivamente rispettando le regole del conferimento dei rifiuti, non abbandonando rifiuti e cartacce per strada e segnalando eventuali situazioni di degrado, necessità di intervento. I carabinieri della compagnia di Palermo di Piazza Verdi hanno arrestato una persona di 42 anni, palermitano, accusato di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali commessi nei confronti della sua compagna. Il servizio da Palermo. I carabinieri della compagnia di Palermo hanno arrestato un 42enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile dei reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della sua compagna. I militari dell'Arma sono intervenuti dopo che la donna ha chiesto aiuto tramite il numero unico di emergenza 112, raccontando di essere stata picchiata e sequestrata dall'uomo. I carabinieri, attivate le dovute verifiche, hanno così iniziato le ricerche dell'uomo, che nel frattempo era fuggito. Gli esiti delle prime indagini hanno delineato i contorni di quella che sembrerebbe essere una grave vicenda. La donna, nella notte precedente alla chiamata, sarebbe infatti stata sequestrata dall'uomo presso l'abitazione dove i due convivevano e per circa 20 ore sarebbe stata sottoposta a minacce di morte, torture, aggressioni fisiche, tentativi di soffocamento e violenze di natura sessuale. Approfittando di un momento di distrazione del 42enne, la giovane è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. I carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno così attivato le procedure d'urgenza previste dal cosiddetto codice rosso e, una volta rintracciato l'uomo, hanno operato l'arresto in flagranza differita del presunto responsabile. L'indagato è stato condotto presso la casa circondariale Lorusso Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida. L'arresto è stato poi convalidato dal GIP del Tribunale di Palermo. Maxi sequestro di 12 milioni di euro per truffa e riciclaggio a un noto commercialista di Messina. La corrispondenza dei colleghi di Messina. Maxi sequestro a un noto commercialista di Mistretta, attivo nella zona dei Nebrodi, coinvolto in numerosi procedimenti penali per truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Sotto chiave beni per 12 milioni di euro, dopo il blitz degli uomini della direzione investigativa antimafia DIA, coordinati dalla direzione distrettuale contro la criminalità organizzata. Il Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, ha adottato, su richiesta della Procura, un provvedimento di confisca di beni illecitamente acquisiti. A gennaio 2023 era scattato il sequestro, ora la confisca. Dagli atti giudiziari è emerso come il prevenuto, sottoposto anche alla sorveglianza speciale per 2 anni, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, abbia da sempre strumentalizzato la sua attività professionale per la costituzione di un sistema truffaldino fondato sull'utilizzo di schemi societari non corrispondenti al dato reale, attraverso il quale egli ha rivolto a suo vantaggio consistenti contributi di natura pubblica, tra cui gli incentivi previsti a favore delle attività produttive delle aree depresse, così realizzando
prevedendo un imponente arricchimento personale. Il provvedimento riguarda 9 imprese operanti nel campo dell'assistenza fiscale, dell'assistenza agli anziani e di quello immobiliare. Sono 7 appartamenti, un fabbricato e 17 terreni situati nella provincia di Messina e Palermo, nonché decine di rapporti finanziari per un valore complessivo di circa 12 milioni di euro. Linea alla regia per la pubblicità. Il retroscena dell'operazione Irene nel Trapanese, che ha visto l'arresto di 10 persone, tra cui l'ex senatore Nino Papania. In servizio da Trapani. A scontornare l'inchiesta di mafia denominata Irene sono tantissimi dettagli, spesso anche inquietanti. Dietro l'inchiesta albeggiano intricate questioni di mafia, soldi, favorie, politica, malaffare. Nell'estate del 2022, per esempio, si è sfiorato un grave conflitto tra le famiglie mafiose di Alcamo e della vicina Calatafimi Segesta, causa lo sconfinamento di alcuni pascoli. Il reggente della cosca mafiosa di Calatafimi, Salvatore Libassi, e Sebastiano Barone, vicino alla famiglia mafiosa di Paceco, si erano trovati in disaccordo per l'utilizzo di terreni nelle frazioni di Fulgatore e Ummari. Barone aveva così permesso alle sue pecore di sconfinare nei terreni di Libassi, innescando però un pericoloso scontro. Salvatore Libassi si era rivolto a Giosuè Di Gregorio, esponente numero 1 della potente famiglia mafiosa di Alcamo, e lo aveva tirato in causa per risolvere la questione. Di Gregorio lo aveva rassicurato, spiegando che la famiglia di Alcamo avrebbe gestito il tutto. Secondo quanto si apprende per mezzo dell'ordinanza, Di Gregorio avrebbe detto a Libassi che era stato avvicinato da Barone per discutere della questione. Vedi che ti ha avvicinato perché gli è stato detto, aggiungendo che la famiglia di Alcamo avrebbe preso le redini della situazione, ribadendo il loro dominio anche sul territorio di Calatafimi. Il 10 agosto 2022 Di Gregorio incontra così Francesco Coppola, il capo della famiglia alcamese, per discutere della vicenda. Dalle intercettazioni emerge che Coppola suggeriva di risolvere la questione senza però spargimento di sangue, e questo è un dettaglio importantissimo ai fini anche dell'indagine. Siamo al 27 agosto, Di Gregorio ribadiva la gravità della situazione parlando, questa volta, con il fratello Giovanni, dichiarando che la questione poteva portare ad uno scontro letale se non fosse stata risolta diplomaticamente. Di Gregorio sottolineava l'importanza della famiglia di Alcamo nel risolvere la disputa, poiché Calatafimi, lo ribadiamo, rientrava sotto il loro diretto controllo. Finalmente il 29 agosto Di Gregorio riusciva a convincere Barone a risolvere pacificamente la questione. Barone accettò di consegnare 400 balle di fieno come risarcimento per i danni causati ai terreni di Libassi. Di Gregorio celebrò così il successo della mediazione il 31 agosto, dichiarando ai suoi interlocutori: «Lo vedi che responsabilità, abbiamo fatto la paciata noi», riferendosi all'accordo raggiunto senza spargere sangue né violenza. Questa vicenda è emersa nella recentissima Operazione Irene, che ha portato all'arresto di numerosi membri delle famiglie mafiose tra Alcamo e Calatafimi, mette chiaramente in luce le dinamiche di controllo territoriale delle cosche mafiose e la loro capacità di mediare conflitti interni per evitare guerre aperte, guerre che potrebbero dare all'occhio, insomma. E questo è solo uno dei tantissimi aspetti balzati alla recente cronaca. Gli altri sono legati, per esempio, all'aggancio politico dietro il quale figurano l'ex senatore della Repubblica Nino Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Perricone. Uno degli episodi più inquietanti emersi dall'inchiesta riguarderebbe proprio una vicenda di vendetta pianificata dal Papania nel 2023. Dopo le elezioni comunali a Castellammare del Golfo, pare che l'ex senatore avesse minacciato di vendicarsi di un politico locale, Vito Bongiorno, ex vicepresidente del Consiglio Comunale, che si era rifiutato di fare campagna elettorale per il suo candidato.
e dichiarava: cosa di andarci a casa e dargli una gran passata di legnate. In quell'occasione Papania avrebbe chiesto l'intervento diretto di un altro uomo d'onore di Alcamo, già condannato peraltro per mafia, Pennolino. Per gli inquirenti è la prova della spregiudicatezza con la quale Papania ha esercitato ed agito, imponendo la sua attività politica nel territorio. L'inchiesta ha portato ad una serie di accuse pesanti contro l'ex senatore, che si difende tramite i suoi legali, contestando il quadro accusatorio delineato dagli inquirenti. Tuttavia le intercettazioni e i fatti raccolti delineano invece un coinvolgimento diretto dell'ex senatore in dinamiche di scambio di voti e influenze mafiose che gettano ancora una volta l'ennesima un'ombra pesante, pesantissima, sull'attività politica, ma anche sulla città di Alcamo. Passiamo alle notizie sportive. 3 medaglie d'oro per l'atleta agrigentino Giusy Parolino. Ce ne parla la collega Margherita Trupiano. Unplane per l'atleta della Milano Siracusa Giusy Parolino, che nei giorni scorsi ha conquistato presso il campo scuola Picanello di Catania ben 3 medaglie d'oro e 3 titoli di campionessa siciliana 2024, rispettivamente nel lancio del giavellotto, nel lancio del disco e nel lancio del peso. La Parolino si riconferma un atleta che ogni giorno affronta con determinazione, capacità e spirito di sacrificio le difficoltà che vorrebbero ostacolare la possibilità di realizzare i propri sogni e cercare di migliorare ogni giorno i risultati. Sottolineiamo questo perché non tutti gli atleti dispongono di impianti idonei per potersi allenare bene, ma nonostante ciò riescono ad emergere e a portare a casa risultati lodevoli e di prestigio. Le 2 giornate che hanno visto trionfare la Parolino sono state caratterizzate da forte vento e cambio repentino delle temperature, presenti circa 400 atleti e tanti ospiti provenienti da altre regioni. Mi sono divertita tantissimo, dichiara Giusy Parolino, grazie sempre al mio grande coach Emanuele Serafin. La Parolino tornerà in pedana sabato 21 settembre e prenderà parte alla gara di lancio del giavellotto categoria assoluti maschili e femminili, prevista sempre a Catania al campo scuola Picanello in occasione dei campionati provinciali CDS e individuali su pista ragazzi. E fiocco rosa in casa del nostro collega Giuseppe Moscato. Ieri sera presso l'ospedale di Agrigento la figlia Annalisa ha dato alla luce una bellissima bambina che è stata chiamata Ginevra. Ci uniamo alla loro felicità e facciamo un mondo di auguri alla piccola Ginevra, alla mamma Annalisa, al papà Francesco Maratta, ai nonni e a tutti i familiari. E questo è tutto per l'edizione di oggi del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi li potete trovare sul nostro sito YouTube Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.